10 pagine. E uno si è... Allora provo a dirla, sempre usando lo schema che dicevamo prima, in 4 punti anche qua. Allora, perché il PD sul lavoro? Ripeto quello che dicevo prima, è la condizione dell'autonomia delle persone. Ma cosa vuol dire? Che adesso bisogna ridare centralità. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, vogliamo ricordarcelo? Non è fondata sulla finanza o sulla speculazione. Significato? Cioè il lavoro deve avere un senso. Dignità, che vuol dire riconoscimento e valorizzazione della professionalità. Insisto, anche con significativi aumenti economici. Tornare a parlare di salario per chi lavora non è una bestemmia, è una condizione per farci capire da qualcuno. E cominciare a riequilibrare il reddito. Negli ultimi 20 anni 120 miliardi di euro si sono spostati dal lavoro all'impresa. Dal lavoro all'impresa. Prima erano pari, se consideriamo, non pari, se consideriamo la situazione 20 anni prima, 20 anni dopo uno ha 120 miliardi in più e l'altro le ha di meno. Vorrà dire che ha perso il ruolo e il significato, no? Questa è una prima affermazione che fa. Punto 1, quindi. Autonomia, dignità, riconoscimento della professionalità, riconoscimento economico. Punto 2. Possiamo guardare il lavoro con gli schemi di ieri, con i vecchi occhiali, no? Il documento lo dice chiaramente, allora bisogna dire che noi dobbiamo costruire un nuovo modo di guardare i temi del lavoro per ricostruire un patto tra istituzioni, imprenditori, lavoratori e soprattutto ripensando i temi dello sviluppo e del consumo. Non possiamo più ragionare in termini di ieri, cioè l'aumento della produzione. In sé non vuol dire niente, perché se io produco e le macchine mi restano sul piazzale e non le vendo a nessuno, la produzione non vuol dire niente. E dopo quanti beni devo produrre? Fino a quando la gente potrà comprare? Bisognerà cominciare a ragionare anche in termini di diversa concezione dello sviluppo. Quindi il PD è un partito che pensa al lavoro in termini moderni, che pensa allo sviluppo e al consumo in termini nuovi rispetto al passato. Punto numero 2. Punto numero 3. Il lavoro va risindacalizzato. Non è pregazzolista, non è risindacalizzato. I sindacati organizzano 13 milioni di persone. No, va risindacalizzato. Perché nel 1980, se erano 5 milioni gli attivi e 3 milioni i pensionati, o 7 milioni gli attivi e 3 milioni i pensionati, il totale era 10 milioni di iscritti. Adesso sono sempre 10 milioni, però è 50% pensionati e 50% gli attivi. Allora vuol dire che il mondo del lavoro attivo ha perso il tasso di sindacalizzazione perché si è trasformato il lavoro. Allora io devo risindacalizzare questo mondo. Non ci sono più le grandi aziende dove tu entravi, facevi l'assemblea, raccoglievi le deleghe, non era mai facile, ma insomma, non dico col sacchetto, ma ne raccoglievi tante. Oggi è un mondo delle piccole imprese, l'azienda stessa è sfrantumata in altre aziende, quindi fare iscritti al sindacato è difficilissimo, la gente tende ad aver introiettato una filosofia individualistica. Quindi il terzo punto è risindacalizzare il lavoro, ma anche ricostruire le condizioni dell'unità. Questo è un punto debole del documento. Lo menziona, ma in qualche modo non fa una proposta, secondo me, forte, dove si capisce che il PD non può rassegnarsi all'idea che CGIL e CDUI vadano per conto proprio. Fa anche delle proposte che io condivido, poi ci torno velocemente. Però bisogna che noi diciamo di più, noi dobbiamo essere quelli intransigenti che marcano stretto alle costole CGIL e CDUI e che non fanno sconti a nessuno rispettando l'autonomia del sindacato ma obbligandoli a tornare a parlarsi nell'interesse del mondo del lavoro. Quarto e ultimo punto, se uno ti dice vabbè ho capito, lavoro come autonomia e centralità da ridare. Secondo punto, il tema del guardare con occhi nuovi ai temi dello sviluppo e del consumo. Terzo punto, la risindacalizzazione del lavoro. Però, Strucca, dimmi cosa... Allora, io dico che se dobbiamo stringere, la priorità è il lavoro delle donne, il lavoro dei giovani e il tema della lotta alla precarietà. Secondo voi, se questi punti noi continuiamo a martellarli e cominciamo a tornare a parlare con i lavoratori e le lavoratrici in carne ed ossa, li facciamo venire alla nostra conferenza. Io ho detto fortemente che il 20 non voglio che parlino solo gli rappresentanti istituzionali, mi auguro che alcuni di voi vengano, che prendano la parola, che dicano come la vedono, perché la politica è fatta di parole e di ascolto.
Non è pensabile che sempre uno viene da qua, dal pulpito, e spiega, parla e ascolta e porta a casa le critiche, i suggerimenti, le osservazioni, perché sennò tanto vale mandare un nastro registrato o una videoconferenza e poi basta. Quindi per fortuna noi che siamo chiamati a parlare, almeno io cerco di fare così, l'abbiamo fatto anche la settimana scorsa a Quinto, quando abbiamo fatto un incontro analogo, cioè vi chiederò di essere voi i protagonisti anche della serata. Io non la voglio fare lunghissima, però perché parlo di questi 4 punti? Perché io voglio attorno a questi 4 punti costruire un po' anche l'introduzione e spiegazione di questo documento. Un documento, ripeto, complesso, che fa anche delle affermazioni innovative e coraggiose, però un documento che deve servirci da guida ma anche da orientamento concreto per ritornare a fare il mestiere che noi dobbiamo fare come partito, dare voce, ascolto, cittadinanza, accoglienza a quelle persone del mondo del lavoro che guardano a noi come se fossimo un partito qualsiasi. E addirittura in qualche caso preferiscono la Lega perché la sentono più vicina ai loro interessi, perché si fa più interprete delle loro paure e delle loro preoccupazioni, mentre sappiamo invece che al di là delle chiacchiere la Lega ha provato a farsi anche un sindacato con risultati assolutamente ridicoli e alla fine delle chiacchiere, quando c'è da votare, vota tutto quello che chiede Tremonti, che è il loro esponente di punta, e che chiede Silvio Berlusconi. Noi con questo documento, ripeto, facciamo una proposta importante, però se finisce nello spazio di queste serate e se finisce con somma campagna, beh allora ci pigliamo per i fondelli. Personalmente io propongo che dopo somma campagna questi 80-70, quelli che individueremo delegati, siano i nostri referenti terminali nelle zone attorno a questo tema. Propongo che dopo Genova noi torniamo a fare un'altra assemblea provinciale portando i contenuti di Genova, varando il documento veronese, creando un osservatorio veronese sulle realtà economiche, 205 crisi l'anno scorso a Verona, 9.000 posti di lavoro persi. Cioè noi stiamo meglio di altri posti, ma non è che la cosa non morde anche nella nostra provincia. Conoscerete anche voi persone di 30, 40, 50 anni che hanno perso il posto di lavoro e disperati non li vuole più nessuno. Troppo vecchi per essere assunti, troppo giovani per la pensione. Conoscerete anche voi decine e decine di ragazzi e ragazze che a 30 anni, magari con alle spalle un diploma o una laurea, sono ancora lì che fanno lavoretti, che non hanno copertura previdenziale, che spesso hanno la partita IVA e non hanno neanche i soldi per pagarsi una pensione integrativa e avranno una copertura previdenziale se non interveniamo, che sarà da fame. Ecco, sono o no problemi dei quali il PD deve occuparsi come problemi centrali? Io penso di sì. Per venire rapidamente al documento, io ve lo illustro molto in sintesi, poi preferisco che partiamo anche dai problemi concreti e magari vi riservo, se mi è concesso, una piccola replica finale per rispondere a voi e anche per riprendere alcuni argomenti. Il primo punto sono 9 punti, parla del lavoro nell'epoca dopo Cristo. Cosa vuol dire quel dopo Cristo, tra virgolette? Vuol dire che la globalizzazione segna uno spartiacque, ed è il concetto che vi dicevo prima, per il quale tu non puoi più guardare al lavoro con i paradigmi di ieri. Cioè devi cambiare ottica, devi far conto dell'idea che il lavoro oggi è cambiato, continua ad essere importante e centrale, ma non è più da solo l'elemento dell'identità. Oggi uno l'identità la trova anche nella sua vita personale, nella sua vita sociale, la trova nel volontariato, la trova nel suo tempo libero, quindi il lavoro può diventare elemento di realizzazione, lo è certamente dal punto di vista economico della sussistenza, quando è un lavoro dignitoso, ma da solo non basta. Quindi oggi guardare al lavoro significa guardare al lavoro con occhi nuovi. Quello è quello che dice con chiarezza il primo punto del documento. Io vi sottolineo queste cose, un paradigma culturale alternativo, bisogna abbandonare l'attaccamento alle ricette di ieri, valorizzazione del lavoro della persona che lavora come nuova centralità. Prima avevamo parole collettive come classe, oggi persona. Guardate che la persona e far riscoprire alla persona il valore suo di essere umano e l'essere di una comunità non è un processo semplice, perché ciascuno si sente un individuo isolato e farlo riconoscere in una comunanza di interessi con gli altri è un processo complicato che richiede un grande lavoro. Quindi noi parliamo di un nuovo patto da ricostruire che abbandoni le idee del passato e che ricostruisca nella identità della persona umana una relazione che ridà senso anche all'impresa,
perché l'impresa non è dell'imprenditore, magari la proprietà è sua, ma l'impresa solo con l'imprenditore,